Amiche, la visione all'ascolto dallo stadio Friuli di Udine, dove è appena terminata la partita tra Udinese e Monza con il risultato di 2-2. Udinese in doppia visione, possiamo dire. Bene nel primo tempo con il gol del meritato vantaggio di Lovric poco dopo il quarto d'ora, capace di tenere lontane le timide verità brianzole e in più occasioni avvicinarsi davanti a Di Gregorio per il raddoppio, non materializzato per due prodezze dell'estremo ospite e male, anzi malissimo nella ripresa, capace in 10 minuti di subire 2 gol ospiti che hanno capovolto l'andamento della gara, raddrizzata solo nei minuti di recupero. Punto guadagnato sì, ma altri 2 punti gettati ad ortiche, per non dire altro. Bicchiere mezzo vuoto, ma vediamo in sintesi la cronaca della ripresa. Primi 10 minuti del secondo tempo da tregenda. Dopo l'ottimo primo tempo l'Udinese rimane virtualmente negli spogliatoi e il Monza coglie i frutti. Passano 2 minuti dal fischio di avvio, dalla ripresa, e arriva il pareggio di Colpani, bravo a infilarsi nell'area di rigore e infilare Silvestri. Poi al 10° azione di contropiede con una vera sassata dai 20 metri di Rovella che fulmina l'estremo difensore friulano e palla dove osano le aquile per il vantaggio ospite. Al 65esimo il Monza potrebbe chiudere il match, azione di contropiede, entrata in area dalla destra di Pessina, tiro in diagonale fuori portata per Silvestri e Rovella arriva con mezzo secondo di ritardo all'appuntamento con il gol, poi la difesa libera. La squadra subisce il contraccolpo psicologico e riappaiono vecchi fantasmi che sembravano spazzati via dopo l'eccellente prova contro il Milan. Alla mezz'ora il Monza potrebbe nuovamente chiuderla con la solita azione di contropiede, ma Rovella, a cui piacciono le cose difficili e questa non lo era, si intenerisce e colpisce di testa a porta vuota, spendendo la palla di poco sopra la traversa tra l'incredulità generale. Poi, quando tutto sembrava finito, ecco che la Dea Palla cala l'asso con il rigore al 90° minuto per ingenuo fallo di un difensore ospite. Beto si presenta sul dischetto e con freddezza spiazza Di Gregorio, infilando l'angolino opposto, rimettendo in parità la gara. 2-2 alla fine e buona Pasqua da parte mia e di tutto lo staff di Friuli TV a tutti voi. Non resta che ringraziarvi per la visione e l'ascolto. Ribadiamo il finale dallo stadio Friuli, Udinese Monza 2-2. Non resta che salutarvi e ripeto ancora, augurare la più cordiale buona Pasqua. Alla prossima, nella speranza migliore.